Pronto? Funziona, sì. Buon pomeriggio a tutti i presenti, buon pomeriggio a chi si è collegato via streaming. Vi diamo il benvenuto nello stand Promoturismo FVG di Barcolana, con cui iniziamo la nostra presenza a questo importantissimo evento di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia. Siamo qui in questo momento con il Rotary Club di Trieste, con cui abbiamo attivato un bellissimo rapporto di collaborazione che si è sviluppato in questi anni, all'inizio con il posizionamento dei QR code in palazzi simbolo della città, al quale abbiamo fatto seguire una mappa come Promoturismo FVG, poi li abbiamo promossi su vari canali. Quest'estate c'è stata una collaborazione ancora più incisiva. Grazie al Rotary Club di Trieste, infatti, è stato restaurato uno dei siti archeologici più importanti nel nord Italia per quanto riguarda lo sviluppo in altezza, è il Propileo di San Giusto, una risorsa molto suggestiva che invito tutti a visitare. Dopo l'apertura, grazie al Rotary, noi abbiamo pensato di strutturare un prodotto turistico su questo sito e abbiamo attivato le visite guidate e le abbiamo proposte in un momento suggestivo, quindi durante dei percorsi notturni. Stanno suscitando molto successo, piacciono molto, per cui abbiamo davvero un bellissimo rapporto di collaborazione con questa importante realtà triestina. Ma oggi qui parliamo di un altro fiore all'occhiello di questa collaborazione ed è l'inaugurazione ufficiale della webcam che è stata posizionata grazie al Rotary sul Colle di San Giusto. Qui con me c'è il past president di Rotary Club Trieste, Francesco Grambassi, a cui passo la parola e ci racconterà che cos'è questa webcam. Prego Francesco. Grazie. Grazie. Sì, la webcam che andiamo a inaugurare oggi conclude l'intervento fatto sul Propileo di San Giusto. Il Propileo è stata questa iniziativa attuata dal Rotary Club Trieste, conclusa, inaugurata a fine giugno, che ha consentito di riaprire questo sito che fino a pochi mesi fa era totalmente deturpato dalla presenza di un'oscena bancarella di cianfrusaglie e in più occultato anche dalla patina del tempo, che era stata impietosa. Abbiamo fatto questo progetto di recupero, seguito poi da due consorzi del Rotary, quindi dall'ingegnere architetto Alo Guagnini e dall'avvocato Zammarchi in prima persona, attuato in tempi molto molto rapidi, con un restauro fatto da ditte aziende triestine. E a conclusione abbiamo detto ci piacerebbe però che rimanesse un simbolo anche sulla cella campanaria. Questo simbolo per poter godere di Trieste è stata la webcam che inauguriamo oggi, che consente quindi di godere di una vista a 360 gradi sulla città. Il ragionamento che è stato fatto è questo: il campanile di San Giusto racchiude in sé un po' tutta la storia di Trieste, dalla Trieste romana fino alla Trieste più recente. Ricordiamo che una delle campane è stata fusa negli anni 50, ecco, quindi, e in più, salendo in cella campanaria, si può godere della vista anche su quella che dovrebbe diventare la Trieste del futuro, quindi il Porto Vecchio. Con la webcam potremo seguire in maniera molto precisa e puntuale quello che succederà per lo sviluppo di questa città. E quindi ci è sembrato così il suggello corretto per celebrare anche l'intervento sul Propileo. Quindi benissimo. Un connubio tra antichità, archeologia e tecnologia. Grazie Francesco. Io adesso direi di dare il via a questa visuale dall'alto, dal Colle di San Giusto, della città. Quindi sul nostro sito, sul sito turismofvg.it, in home page, nello showreel dedicato interamente alla Barcolana e a tutte le attività correlate a questo importante evento, avete la possibilità di collegarvi alla webcam, di ammirare questa città che è bellissima da qualsiasi punto di vista la si guardi, ma dall'alto ha una suggestione davvero emozionante. E per cui potrete assistere domenica anche alla regata con una visione a 360 gradi davvero, davvero notevole. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa a queste immagini? Ma direi che intanto le immagini parlano da sole. Domenica vedremo questa stessa immagine popolata da 1500 imbarcazioni, quindi sarà ancora più suggestiva.
E ricordo che però non sarà solo al servizio della Barcolana la webcam, perché la partnership tra Rotary e Promotorismo continuerà e quindi sarà un Certo. servizio fruibile da tutto il mondo per tutti quelli che amano Trieste, per tutti quelli che devono conoscere Trieste, così per promuovere la nostra città. E quindi ritengo che sì, Barcolana sia il momento migliore per presentarla, però sono convinto che la webcam, per l'alta qualità che ha, darà un ottimo servizio per diffondere ancora meglio, ancora di più l'immagine di Trieste nel mondo. Assolutamente d'accordo. Le webcam che Promoturismo FVG ha posizionato comunque in tutte le località strategiche della regione raccolgono sempre molto consenso. Abbiamo moltissime visualizzazioni, soprattutto in montagna, perché le utilizzano per verificare le condizioni meteo, quindi per vedere se si può andare a sciare o meno, però sta dando buoni risultati anche sul mare e adesso naturalmente attendiamo i risultati di Trieste, che sicuramente saranno in linea con la grande offerta di questa località. Grazie. Grazie Francesco, grazie a voi, tutti, grazie a e Promoturismo. buona Barcolana e buona webcam quindi. Grazie. Grazie.